La riunione del Consiglio regionale sul referendum per l'indipendenza del Veneto si farà. Gli autonomisti hanno vinto. Dopo alcune ore di presidio fuori dal Parlamentino regionale e un'ora di confronto con il vicepresidente del Consiglio Veneto Matteo Toscani, hanno ottenuto la promessa che l'Assemblea dei consiglieri affronterà l'argomento del referendum, ad alcune condizioni però. Non deve essere un Consiglio che diventa un seminario sul diritto del popolo veneto ad autodeterminarsi, deve essere un Consiglio che ha un punto chiaro all'ordine del giorno. Sì o no al referendum per l'indipendenza del Veneto. Vogliamo cose concrete e questa volta non ci devono prendere in giro. Non dovrà finire a tarallucci e vino, minaccia Guadagnini. Il Consiglio dovrà pronunciarsi chiaramente sulla possibilità di espressione democratica di tutti i veneti. Noi vogliamo che si voti, vogliamo che il Consiglio regionale, e la manifestazione l'abbiamo fatta per questo, abbia il coraggio di prendere posizione sull'argomento specifico, sì o no al referendum. L'obiettivo dei referendari è quello di far fare al Veneto lo stesso percorso compiuto dalla Catalogna e dalla Scozia, anche se, secondo l'ufficio legislativo di Palazzo Ferrofini, il Consiglio non ha la facoltà di indire il referendum consultivo sul tema dell'indipendenza. Perciò si stanno raccogliendo le firme necessarie su iniziativa del consigliere veronese Sandro Sandri. Il Veneto è una storia plurimillenaria di indipendenza e noi chiediamo di tornare a essere comunque artefici del nostro futuro, cosa che in questo momento con l'Italia non è assolutamente possibile.